Serve un'impresa al Riva Samba per ribaltare il 3-0 dell'andata contro una Cairese favorita dai pronostici. Impresa che non arriverà, anche se non mancheranno le polemiche per qualche decisione dell'inquadrato Ermini da Genova, che avremo modo di rivedere alla Moviola. Il primo episodio subito al quinto minuto, quando Prato per allontanare centra Boveri. Ermini fa proseguire. Difficile da questa inquadratura capire se ci fossero gli estremi da regolamento per un calcio di rigore per fallo di mano. La Cairese comunque mette subito la partita in discesa e lo fa al 14° con un gol capolavoro del classe 98, Mark Tona, che innescato da Alessi sposta la palla sul sinistro e la mette dove Gaccioli non può arrivare nemmeno tirando i guantoni. 7 minuti più tardi arriva il raddoppio. Prima ci prova Saviozzi in rovesciata, mancando però il pallone. Da dietro arriva l'incursione sontuosa di Piana, che si presenta tu per tu con Gaccioli e lo fredda per la rete del 2-0 tra le proteste dei padroni di casa, che chiedevano il fallo per gioco pericoloso di Saviozzi su Scarpino che viene anche ammonito per proteste. Anche qui ci aiutiamo con le immagini per capire. Ermini, che il replay di sicuro non lo può vedere, prima mette il fischietto in bocca, poi ci ripensa e lascia giocare. Il Riva Samba accusa il colpo e fatica ad affacciarsi in area giallo-blu, salvo una buona uscita bassa di Moraglio. La Cairese cerca il 3-0, ma sono eroici i salvataggi di Cesaretti prima e di Cogozzo poco prima del duplice fischio del direttore di gara. Nel secondo tempo i padroni di casa tirano fuori l'orgoglio. Baldassarre tira fuori lo scavetto su Moraglio in uscita, ma Boveri con la testa evita il gol dell'1-2. Al 10° Saviozzi vuole entrare sul tabellino con questo colpo di classe, ma Gaccioli è attento e para. Poi il Riva Samba ci prova con Lessona, palla a lato di poco, e nel finale c'è tempo ancora per le proteste degli arancioneri per un contatto proprio su Lessona lanciato a rete, messo giù da Piana. L'arbitro lascia giocare, ma il contatto in area in questo caso sembra esserci. Il gol per il Riva Samba non arriva, ma arriva invece il 3-0 della Cairese. Al 90° trova la gloria il classe 96, Macagno, servito bene davanti al portiere, non sbaglia, segna e riceve l'abbraccio dei suoi proprio mentre Ermini decreta la fine di questo primo turno di play-off. Il Riva Samba ferma qui la sua corsa. La Cairese con un doppio 3-0 accede meritatamente, al di là di qualche episodio da Moviola, alla semifinale.